senza pagamento. È diventato un tormento, io mi lamento spesso, lo pratico lo stesso. A volte vomito l'eccesso, ma da quello stesso, senza pagamento. È diventato un tormento, io mi lamento spesso, lo pratico lo stesso. A volte vomito l'eccesso. Niente più corteggiamenti, né preliminari, né tipo in cucina, niente appuntamenti concludenti. Ma dopo la magia sarà la nostalgia per una storia che rasenta la follia. Come chi, come si ricompone dopo un mondo in cui ha avuto un mancamento. Si sta facendo strada al pentimento, apritevi le porte di un convento. Da quando sesso, senza pagamento. E chi dentro con il mio tormento, io mi lamento spesso, lo pratico lo stesso. A volte vomito in eccesso. Nello studio rinomato di psicologia prendo il posto sul divano per la terapia. La grande libreria, dietro la scrivania, la dottoressa laureata in medicina e psichiatria sembra molto preoccupata. Una sorta mascherata, ma mente spiega la teoria. La mia mente vola via, sotto il camice scommetto che non tanta fiaccheria. Senza pagamento è diventato un tormento, io mi lamento spesso, lo pratico lo stesso. A volte vomito in eccesso, ma da quando stesso, senza pagamento è diventato un tormento, io mi lamento spesso, lo pratico lo stesso. A volte vomito in eccesso, ma da quando stesso, senza pagamento è diventato un tormento, io mi lamento spesso.